A me sembrava, diciamo, un fatto di rispetto essere qui, perché comunque l'inaugurazione di Vinitaly significa per il Veneto 3 miliardi di esportazioni, 80.000 addetti, 103.000 ettari coltivati, il più grande vigneto d'Italia, 37% delle esportazioni nazionali. Insomma, noi dobbiamo molto a questo comparto, ma sono andato anche a Firenze, quindi cioè, non ci vedo nessun problema per il fatto che ieri ero lì e oggi sono qui. Ha scelto di essere a Verona all'apertura del Vinitaly Luca Zaia anziché al congresso federale della Lega nella giornata che ha visto l'incoronazione di Matteo Salvini e dopo la stoccata di ieri agli alleati di governo in riferimento all'autonomia "noi non siamo fedeli, la fedeltà è dei cani, noi siamo leali", ha suscitato interesse che proprio oggi Zaia fosse accanto al vulcanico presidente della Campania Vincenzo De Luca in ansiosa attesa del 9 aprile. Mercoledì prossimo infatti si celebrerà l'udienza davanti alla Corte Costituzionale sulla legge approvata dal Consiglio regionale campano che consente a De Luca di candidarsi per il terzo mandato. Una pronuncia favorevole potrebbe cambiare le carte in tavola anche in Veneto. Si vedrà. Intanto la vetrina del Vinitaly 2025 sicuramente è diventata anche terreno per rimarcare il territorio tra alleati a Roma e Venezia, ma competitor nella guida del centrodestra in vista delle prossime regionali, ed il tema legato agli imprenditori alle prese ora con la grana dei dazi diventa di primo piano in una regione come il Veneto che rappresenta il 37% dell'export nazionale dei vini per un valore di circa 2 miliardi e 996 milioni, dei quali 600 milioni verso gli Stati Uniti. Ben vengano le contromisure europee da un lato, no? Che si mettono a terra in questo momento nell'immediato, però poi io faccio parte di coloro che pensano che bisogna andare a dialogare con gli Stati Uniti, reinvestire su questo asse UE-USA e fare in modo che gli Stati Uniti non vengano catalogati in futuro come i nuovi nemici dell'Europa. Accordi fondamentali anche per il meloniano Luca De Carlo, presidente della Commissione Agricoltura e coordinatore veneto di Fratelli d'Italia. Qui si respira veramente non solo il Veneto ma l'Italia che produce prodotti di qualità e che quindi temono molto meno di altri contesti ciò che sta accadendo negli Stati Uniti. Non è con dazi e controdazi che si vince questa guerra commerciale, si vince con gli accordi